di padre e figlio, figlia. Vi presento due esponenti di un'azienda di famiglia che più di famiglia non si può. Perché? 8 familiari sono in azienda, si dividono i compiti e vanno d'accordo. Questo è un piccolo miracolo, secondo me. Sono Ludovica Vittoria Viotto e il papà Mirko, Che sono... responsabile della commercializzazione dei prodotti, che adesso vi racconteranno, e presidente e amministratore delegato della società. Presidente, ci vuole in breve dire la storia di questa azienda fondata da suo padre e da suo zio? E dai miei zii. Eh, La Viotto è nata nel 1958 da mio padre e i suoi fratelli. Siamo in Veneto, in provincia di Vicenza, provincia di Venezia, e chiaramente il 58 era una piccola stanza, sono nati nel service, che a quel tempo si chiamava manutenzione, poi nel corso degli anni si è specializzata nel settore siderurgico e dal settore siderurgico ci siamo traghettati nel settore energetico. Attualmente abbiamo due business, 60% settore siderurgia, 40% settore energia, esportiamo media più del 60% e abbiamo 3 siti produttivi, tutti nell'area e circa 100 dipendenti. Ecco, dove esportate di più? Fondamentalmente il nostro mercato di riferimento è quasi sicuro tutta l'Europa. In tempi non sospetti eravamo in Russia, esportiamo in India, abbiamo fatto qualcosa negli Emirati Arabi, negli Stati Uniti Brasile. e in Brasile. Avete qualche riflesso dai dazi americani? Assolutamente no. Attualmente assolutamente no. Poi domani non lo so. Quindi voi fate delle apparecchiature, diciamo, delle componenti di sistemi di produzione di energia su misura, non avete una produzione vostra, No. sono tutte commesse su misura. Noi siamo un'azienda che lavora su commessa e ci siamo traghettati nel tempo dall'energia termica, quindi il carbone, quindi produzione di energia dal carbone, poi abbiamo transitato per l'idroelettrico e il gas e attualmente tutta la produzione del power è legata solamente al mercato nucleare. Ecco, voi siete presenti anche nel nucleare, Assolutamente. quello di nuova generazione, Sì, noi stiamo già costruendo particolari per la fusione. per gli impianti di fusione che sono ancora a livello di prototipo. Assolutamente sì. E invece nelle mini centraline che alcune aziende già vorrebbero avere, Nelle mini cittadine che adesso attualmente stiamo solo quotando perché sono ancora in fase di quando progettazione. potranno essere operative? Allora, l'amministratore delegato di una di queste aziende ha detto che produrrà il primo kilowatt nel 2030. Quindi voi siete ottimisti, insomma, su questo. Assolutamente, se no non farei questo mestiere. E invece per quanto riguarda, diciamo, Ludovica Vittoria, i suoi cugini, zii in azienda, che ruoli hanno? Allora, noi siamo in 8, come hai detto prima, 6 di seconda generazione e 2 di terza, io e mio cugino. Principalmente si sono divisi nel corso degli anni tutti i vari settori, uno all'interno dell'amministrazione, uno all'interno del commerciale elettrico, perché appunto noi siamo elettromeccanica, quindi non soltanto facciamo costruzioni meccaniche, ma anche abbiamo una parte dell'azienda che si occupa di costruzione, revisione e manutenzione di motori statori di media e alta tensione. E quindi 2 fratelli si occupano di questo, uno dalla parte commerciale e uno dalla parte dell'officina vera e propria. Dopodiché un altro cugino si occupa della manutenzione e l'ultimo, se non erro, se non me ne sono dimenticata uno per strada, si occupava del reparto di salute e sicurezza. Ecco, come fate Ambiente, salute e sicurezza. Negli ultimi anni, insomma, è per andare subentrata un'altra d'accordo? figura. Comunque. Come fate ad andare d'accordo? C'è qualche regola interna fra di voi o sono solo Credo i che vecchi sia... che comandano e voi obbedite? Allora, principalmente al momento è fortuna, nel senso che ci troviamo d'accordo perché abbiamo in mente un obiettivo comune, quindi quello comunque ci
Ovviamente siamo un'impresa, quindi ci sono chiaramente le diatribe interne, ma sono tutte cose molto risolvibili e appunto indirizzate al nostro obiettivo, quindi al momento ci muoviamo tutti nella stessa direzione. Non ci sono screzi al momento tra le due generazioni vigenti, devo essere sincera, ci lasciano il nostro spazio, abbiamo delle sfide, giustamente dobbiamo dimostrare il perché siamo lì, quindi devo essere sincera, fatichiamo, quando dobbiamo prendercele ce le prendiamo non soltanto da loro ma anche dai nostri responsabili reparto e quindi per ora sta andando tutto bene. Ecco, i rapporti con il personale come sono? Ma io li considero tutti i miei colleghi. Noi siamo una famiglia all'interno di un'azienda. Per quanto mi riguarda, siamo ovviamente tutti sullo stesso livello, ci differenziano soltanto le competenze. È dimostrato che nelle imprese familiari c'è una maggiore produttività dei dipendenti. Anche da voi è così? Allora, Rispetto alla media? onestamente non saprei dirle perché non ho fatto una media delle aziende del nostro territorio, però posso dire che i miei colleghi sono molto motivati a far bene, non per il loro risultato personale, ma proprio per, secondo me, l'identità che hanno all'interno dell'azienda che hanno sviluppato nel corso degli anni, perché a differenza di una grande azienda, di una PMI, si trova ancora l'identità del collega. Quindi il collaboratore viene chiamato per nome, ha un certo tipo di rapporto con la famiglia, ma non soltanto, anche appunto con i propri rappresentanti e secondo me questo è un bel passo, è sicuramente una cosa che tiene, che fa crescere l'idea della PMI e tante Ecco, volte la fa preferire a una grande azienda perché appunto c'è stato detto. lei può dirci quale può essere un suggerimento per le PMI che hanno molte persone della famiglia in azienda per andare d'accordo? Quale può essere il suggerimento? Oddio mio, domanda difficile. Sicuramente il fattore C è determinante, questo è fuori discussione. A noi è andata bene, però c'è... La propensione all'ascolto, se posso Cos'è? dirne una. La propensione La professione all'ascolto, della scorsa. che non è scontata. Però devo dire un'altra cosa, forse questa è stata anche una fortuna parliamo di mio padre e anche dei miei zii. Siamo entrati tutti dopo chiaramente il periodo di formazione con ruoli ben definiti. Quindi essendoci ruoli ben definiti e responsabilità ben definite, difficilmente c'è interferenza. Quindi fondamentalmente, come ha detto prima la Ludovica, l'obiettivo è unico, è quello della crescita dell'azienda e questo è l'obiettivo, questo è il mantra. Consideri che tante volte noi un CDA lo facciamo avanti a macchina del caffè, quindi se Che non è sempre chiaramente una cosa giusta. però devo dirle anche la velocità, ma tante volte, come dicevano prima, il mondo è veloce. E il mondo, anzi, come mio padre mi diceva prima che mancasse che era più semplice lavorare una volta, ma molto più faticoso. Adesso è molto meno faticoso, ma è più complicato, proprio perché il mondo sta viaggiando velocemente, quindi anche le decisioni devono essere prese velocemente. E andiamo d'accordo, come l'ho detto prima, perché abbiamo l'obiettivo comune l'obiettivo è l'azienda. Ma avete un comitato di gestione familiare? C'è un consiglio di C'è famiglia? un consiglio? Un consiglio di famiglia? No, c'è una proprietà e poi all'interno di questa proprietà c'è un CDA, C'è un CDA dove sono rappresentati? non tutta la proprietà. Ah, ecco. Nel CDA sono rappresentati i 6 componenti che sono all'interno dell'azienda, Ecco, sì, che sono gli azionisti sostanzialmente. che sono anche gli azionisti, esattamente, parte degli azionisti. Ecco, avete idea di andare in borsa? Attualmente no, i nostri piani di sviluppo ce li gestiamo in maniera autonoma, al momento non abbiamo mai avuto questa esigenza, ma mai dire mai. Beh, noi abbiamo fatto anche un piano di sviluppo quinquennale 23-28 che al momento stiamo rispettando e quindi direi Deciso nel 2023, deciso nel momenti 2023. difficili. Sì, diciamo che i scenari politici in questo momento non stanno aiutando, però abbiamo superato la previsione del 24 come budget, l'abbiamo superata come consuntivo, il 25 sta andando
non vorrei portarmi sfortuna da solo, quindi diciamo che i numeri in questo momento ci stanno rassicurando. In questo momento però c'è un po' di impasse, molte decisioni strategiche di investimenti sono un po' ferme. Voi come vedete Ma questa? ci sono tantissimi, i grossi investimenti in questo momento sono fermi perché i grossi investitori, i grossi gruppi stanno alla finestra. E lo scenario politico attuale non sta aiutando, tutti i conflitti che ci sono in questi momenti non sta aiutando, la politica di razza americana meno che meno, però bisogna andare avanti, come tutti, come tutte le PMI, dobbiamo cercare di trovare quelle piccole fessure che possono essere un'opportunità. A noi in questo momento non risentiamo né dell'automotive né dei dazi, quindi il mercato c'è, però c'è da correre tanto. Le istituzioni all'estero vi danno una mano? Ma io devo dire, sto riscontrando, sì, io ero all'apertura dell'Expo di Osaka, c'era il governo, c'era l'ICE, c'era Simest, e devo dire che sto vedendo questo governo che ha una grande attitudine all'esportazione, quindi alla rappresentazione di prodotti italiani all'estero. Ma io direi di sì, Ecco, invece le istituzioni locali vi aiutano oppure ma è rilevante. irrilevanti? No, Dio, non lo so, non so cosa possa fare una situazione, cioè, se sono all'estero e ho bisogno di sfondare un mercato mi devo arrangiare. Però avete un ambiente sociale molto tranquillo, molto come qui, no? Molto cooperante. Ma assolutamente sì, guardi, in Veneto ci sono più capannoni che case, quindi cioè, normalmente mio padre quando andava la domenica andava a leggere il giornale in bottega, diceva mia madre, ma perché andava a leggerlo in ufficio? Quindi Ecco, sì, assolutamente, ma c'è un rapporto tra, sì, io penso che il territorio e l'azienda sia indissolubile, quindi l'azienda è parte del territorio e viceversa. senta, dica al pubblico un po' le qualità e i difetti di sua figlia. Oddio mio, qua mi rovina il rapporto familiare. Ma devo dire, guardi, allora, allora è sicuramente tosta, anzi mi lascia 2 minuti così le faccio. Certo, Allora, dopo la laurea aveva detto non ho idee chiare cosa voglio fare. E lei si è laureata in giurisprudenza, però aveva perso la voglia di fare l'avvocato. Ha detto, guarda, non ho le idee chiarissime. Ho detto, guarda, se vuoi, in quel momento la mia assistente stava andando in maternità, quindi lei è stata la mia assistente per 9 mesi. E posso dirle che ho fatto fatica a tenerla a bada perché sì, devi sempre. E dopo circa un anno ha capito che gli piaceva molto, quindi ha fatto un percorso di formazione chiaramente diverso da quella che era il periodo di studi, e devo dire che in tutto quello che si era prefissata è stata determinata perché l'ha raggiunta, devo dire con soddisfazione come padre, altissima, perché ha raggiunto traguardi alti. Dopodiché è partita da zero, è partita nel settore commerciale ricavandosi un suo che gli avevo dato una delega ben particolare, la sta portando avanti e da febbraio, quindi da pochi mesi fa, è responsabile del marketing e della comunicazione. Quindi cosa posso dirle? È determinata, probabilmente anche il mio carattere, quindi ogni tanto ci scontriamo, ma io penso che il confronto sia alla base di qualsiasi rapporto industriale e non industriale. Io penso che abbia anche una buona dose di ambizione, una grande voglia di crescita, perché mi dice papà se andiamo di qua, facciamo questo, facciamo quello, quindi sicuramente sì. Ma finora ho detto solo pregi? com'è? Ho detto solo pregi finora. No, no, va bene. I difetti? È rompiballe, una roba allucinante. Mi creda. Quindi perdoniamo i difetti. Ma sì, L'ha detto lei, diciamo che i pregi superano i difetti, dai. Ah, È ok. registrato. Adesso deve fare lo stesso lei di papà. Ah sì? Sì. Beh, ci assomigliamo molto su tante sfaccettature caratteriali. Eh, Lui ce l'ha nel sangue, quella di essere imprenditore, di essere molto leader, ma è un grande ascoltatore. Quindi sicuramente la testardaggine da qualcuno devo averla ereditata.
anche l'ambizione obiettivamente. È molto testardo, però quando gli ripeti le cose molte volte, alla fine ti ascolta. Alla fine ti ascolta, l'idea entra in testa e la porta a termine. E anche un po' permaloso. Quindi sono dei difetti un po' mascherati. Sì, sì, sono permaloso. Ma qualche volta avrà anche ragione, no? Ma la maggior parte delle O anche volte c'ha torto qualche ragione. volta. No, Non cioè, lo ammette, no? no. Beh, torto fa un po' più fatica. Magari viene fuori dopo. Ragione ha spesso ragione, quindi non gli si può dire niente. Senta, Sono qua per imparare. le ha dato un budget di quest'anno Sì, per il suo ruolo? sì, Lo certo. sta rispettando abbastanza? Sì. Cosa vuol dire? Quanto deve crescere l'azienda per essere contenti? In percentuale 25-24% rispetto. Quindi va bene, insomma. Sta Anche voi andando avete bene. pochi clienti, no? Sono quelli, sono individuabili, insomma, i Beh, clienti, non sono... nel Power sì, possiamo contarli sulle 10 dita, assolutamente sì. Nella siderurgia anche, No, no? chirurgia sono molto di più. Sì. Chirurgia tocchiamo pressoché tutti i player nazionali e internazionali. Diciamo che tutti i produttori, acciaierie e laminatori, sì, sono tutti i nostri clienti. Quindi quando lei ottiene una commessa, gli telefona e lei lo capisce subito che... o no? Beh, non sono io in prima persona, magari sono i miei colleghi ai quali hanno. Quando l'ha promossa direttore marketing, le ha dato l'aumento o no? Sì, Ah, ecco. assolutamente sì. Assolutamente sì. Senta, qui in questo Sì, ma c'è una convegno, cosa che non le ha detto, perché io faccio anche commerciale, quindi è lei il mio capo. ah, ecco, vedi. E lei E coordina gli chiedo il tutta la rete budget. commerciale e io sono un suo, in quel caso sono un suo sottoposto. Perché qui c'è tutta la nuova generazione che spinge per avere più potere, giusto? Lei è d'accordo, no? Nel dare... Assolutamente sì. Ecco, quando è che la facciamo amministratore delegato a questa ragazza? Deve guadagnarsi le stelle sul campo, ragazzi, c'è poco da fare. Deve guadagnarselo sul campo. Assolutamente sì. Bene, allora. E io uso l'esempio che ha fatto mio padre con me, ha detto a un certo punto, ha detto prendi e vai. Quindi lui giustamente sbagli ne ho fatti tanti, probabilmente se tornassi indietro ne farei meno, ma ne farei lo stesso. E mio padre mi ha dato la possibilità di provare e avevo lui alle spalle e in questo momento sto facendo la stessa cosa, ma penso sia fondamentale, altrimenti non cresci mai. E lei condivide questo? Assolutamente. Grazie Nulla di- allora, complimenti. Grazie a lei. Grazie mille, buona serata.